Serve una legge che vieti uso e produzione di PFAS. A chiederlo sono comitati e associazioni ambientaliste guidate dalle mamme No PFAS e da Greenpeace. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto e oggi è giovedì 3 febbraio 2022. La protesta No PFAS quindi nell'Ovest vicentino, nei territori tra le province di Vicenza, Verona e Padova, colpiti dal mastodontico inquinamento da PFAS, la richiesta di comitati e associazioni che si sono rivolti a ben 4 ministeri è quella di introdurre una regolamentazione molto stringente nel nostro paese, non solo quindi fissare il limite zero, ovvero individuare a zero la quantità di PFAS che può essere dispersa nell'ambiente dalle aziende, ma addirittura, dicono le associazioni ambientaliste, se vogliamo realmente tutelare la nostra salute e quella dell'ambiente, occorre bandire queste sostanze fin dalla produzione. Questa è l'istanza rivolta ai ministeri della transizione ecologica, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole. La notizia sul Gazzettino di oggi e ovviamente sul Giornale di Vicenza. Voltiamo pagina, parliamo di sicurezza sul lavoro, una sicurezza che non c'è. Abbiamo visto negli ultimi giorni 2 gravi incidenti, 2 infortuni mortali in provincia di Venezia, nel veneziano a Marghera. Oggi le reazioni politiche sulla nuova Venezia. Il Movimento 5 Stelle con la consigliera regionale Erika Baldin chiede di fare presto e quindi subito il piano regionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. La Regione ha il dovere di intervenire con urgenza per porre un freno alla strage nei luoghi di lavoro del Veneto, dice Baldin. Altre 2 vite spezzate, altre 2 famiglie in lutto. Si unisce al cordoglio il Movimento 5 Stelle, ma torna a chiedere risposte alla Regione. Da un lato il potenziamento degli organici Spisal e dall'altro un'accelerazione sul percorso condiviso con le parti sociali del nuovo piano regionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che è ancora atteso. Insomma, il nodo è quello delle risorse e degli organici dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, gli Spisal appunto, che sono di competenza regionale. Il Consiglio regionale ha votato un ordine del giorno per chiedere maggiori risorse, ma la giunta Zaia non ha ancora agito in tal senso. Leggiamo sempre sulla Nuova Venezia e quindi bisogna puntare innanzitutto sul coinvolgimento dei lavoratori, di chi rischia la vita ogni giorno sul posto di lavoro. Serve investire in formazione e prevenzione. Gli enti preposti vanno messi nelle condizioni di effettuare i controlli. Nel 2021, ricorda sempre la Nuova Venezia, nel veneziano si sono contati ben 15 morti sul lavoro e secondo i dati INAIL per i decessi la provincia è al 15° posto in Italia. Proseguiamo con la rassegna di oggi, ci spostiamo a Padova. Sulle pagine del Mattino troviamo una notizia che riguarda la parità di genere, le pari opportunità, almeno nella rappresentazione nel discorso pubblico. Domani verranno intitolate 2 rotonde cittadine a delle donne, Graziana Campanato e Tina Lagostena Bassi. Il progetto è della Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova, che parla di una prima vittoria. In questo modo ricorderemo le donne nella nostra quotidianità. E allora ci sono già 12 intitolazioni previste. Abbiamo figure femminili politiche nella zona di Borgomagno Codalunga, quindi dall'Arcella verso poi il centro storico. Marcella Di Folco, attivista per i diritti civili, Rosetta Molinari, partigiana e prima consigliera regionale del Veneto, Nilde Iotti, prima donna presidente della Camera dei Deputati, Tina Anselmi, prima donna ministro della Repubblica Italiana, Lina Merlin, prima senatrice della Repubblica Italiana. E poi in altre zone di Padova ci saranno rotonde intitolate a figure femminili delle professioni. E ancora, la Stanga diventerà la rotatoria delle madri costituenti, le 21 donne che hanno contribuito alla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana. E sempre in area Stanga una rotonda dedicata a Felicia Bartolotta Impastato per la forza e il coraggio contro la mafia. Una bellissima iniziativa appunto dal padovano. Ci spostiamo invece nel veronese, o meglio tra Verona e Belluno, dove infuria la polemica sulle Olimpiadi 2026. Il pomo della discordia sono i 61 milioni degli 81 stanziati dal governo nell'ultima finanziaria per le Olimpiadi che finiranno a Verona, nonostante le Olimpiadi si svolgano tra Milano e Cortina.
quindi 61 milioni degli 81 stanziati per la variante alla statale 12 da Verona a Buttapietra. Ne abbiamo parlato già ieri, la polemica è tra il ministro bellunese Federico D'Incà e la giunta Zaia. Dopo la replica pesante di ieri dell'assessora regionale Elisa De Berti, che sostanzialmente ha accusato D'Incà di non aver fatto nulla durante il suo mandato per il territorio e di essere male informato, D'Incà torna alla carica e dice sulle pagine, ad esempio, dei quotidiani del gruppo Gedi: sto ponendo un interrogativo molto serio e chiaro a cui chiedo una risposta a Luca Zaia e Elisa De Berti. Voglio capire perché 61 milioni su 81 delle risorse dell'ultima legge di bilancio per le Olimpiadi andranno ad una variante stradale molto lontana dai luoghi cruciali dei giochi del 2026 e non invece ad aree disagiate come lo Zoldano, che rappresentano però una via di uscita in caso di incidente lungo la Lemagna. Insomma, la questione è molto chiara, la risposta di Luca Zaia è di questo tenore: bisogna essere catone e non solo censore. Poi ricorda il presidente della regione che si sta parlando di opere cantierabili, non si sono persi soldi da nessuna parte, e dice di poter garantire che la dimensione dei fondi che sono stanziati per Belluno è copiosa e assolutamente in grado di saturare le istanze. Insomma, una risposta che forse non chiude la polemica. C'è anche l'intervento del sindaco di Cortina che ricorda che anche Verona è parte dell'evento olimpico e dice, sostanzialmente tendendo la mano: se l'intervento serve, perché no? E questa dichiarazione la troviamo sull'Arena di oggi. Voltiamo pagina, continuano i litigi e il malcontento all'interno della Lega, il partito più vecchio d'Italia e quello che governa il Veneto da ormai 30 anni, ma se è vero, come diceva Andreotti, che il potere logora soltanto chi non ce l'ha, è anche vero che in questi giorni dentro la Lega e in particolare a nord-est si parla di espulsioni e i mal di pancia sono sempre più forti. Se a Treviso, lo leggiamo sulla Tribuna, c'è addirittura chi nella sede dello storico K3 invocava un ritorno alle origini all'interno di una riunione infuocata avvenuta in streaming, scrive la Tribuna, per fortuna è stato così, cioè in streaming a distanza, altrimenti la tensione tra base e vertici del partito si sarebbe tagliata con il coltello, e quindi fortunati i parlamentari leghisti perché i militanti trevigiani sono incazzati. È anche vero che il consigliere regionale del Carroccio Fabrizio Boron di Padova torna oggi sulle pagine del Mattino con una intervista denunciando una Lega distante dal territorio. Qualcuno si nasconde dietro al nome di Salvini, insomma non esiste partito se non c'è riconoscenza nei confronti della base dei militanti. Continua la polemica quindi di Fabrizio Boron, che tra l'altro ha messo in discussione la scelta del candidato sindaco, lo sfidante di Sergio Giordani, individuato dal centrodestra a Padova nella figura dell'imprenditore Peghin. Interviene anche il presidente della regione Luca Zaia a proposito delle espulsioni e ricorda che c'è diritto di replica, anche lui una volta è stato censurato, e per quanto riguarda i congressi dice sì, vanno fatti anche se adesso c'è il Covid, ed è fiducioso comunque che i leghisti veneti di OCG avranno modo di chiarire le loro posizioni. Insomma, vedremo se si concluderà questa pagina di grandi litigi interni alla Lega. Nel frattempo noi chiudiamo l'edizione di oggi con un riferimento e una notizia flash relativa alle TV locali. Un Veneto su 4 rischia di non vederle più. Il problema è quello delle frequenze. Tra un mese verranno aggiornate le frequenze televisive e quindi per ragioni tecniche in sostanza c'è la preoccupazione da parte delle emittenti locali del Veneto di una riduzione delle aree del territorio in cui saranno visibili appunto queste TV locali. C'è un appello al governo quindi da parte di 15 emittenti private in vista del passaggio di frequenze appunto previsto a marzo, e ci sono timori per investimenti e posti di lavoro, e quindi c'è una nota della CGIL del Veneto che si dice preoccupata per le possibili ricadute occupazionali per il settore e anche quelle per il pluralismo dell'informazione a livello territoriale. La notizia sul Gazzettino di oggi e sui quotidiani del gruppo Gedi. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato
Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, una buona giornata a tutte e tutti voi.